Diciamo innanzitutto che l'investimento di 399 milioni con 21 Vivalto, quindi questi treni a 2 piani, 200 carrozze per i Vivalto e altre 200 carrozze per gli altri treni, vanno a dare una risposta concreta ai 40.000 pendolari che tutti i giorni utilizzano il nostro servizio. Dall'altro una gara, l'avevamo promessa, l'abbiamo deliberata e si concretizzerà, io penso, per fine anno, e quindi con degli obiettivi che sono chiari: no al sovraffollamento, sia il comfort nei treni e soprattutto la puntualità. Questa è una domanda alla quale io non le so rispondere. Posso garantire che io governo come ovviamente deve governare ogni amministratore, pensando al bene dei cittadini. Poi i cittadini saranno chiamati, come accade sempre, ogni 5 anni a decidere chi sarà il loro presidente. Il rapporto con Trenitalia prevede che la Regione del Veneto faccia domande precise e Trenitalia risponda in modo altrettanto concreto e preciso. Il treno di oggi ne è un esempio, uno dei 21 treni nuovi, perché abbiamo chiesto efficienza, abbiamo chiesto che i nostri cittadini si trovino in una situazione di pieno agio quando viaggiano in treno, perché noi vogliamo potenziare decisamente il trasporto pubblico locale e soprattutto quello su ferro. Nei prossimi giorni ragioneremo del contratto che ci porterà all'arrivo della gara, che sarà una gara internazionale, e però con Trenitalia, che è un grande cliente, vogliamo ragionare soprattutto delle risposte che ancora molti pendolari ci chiedono di efficientamento del servizio. Allora, entro quest'anno arriveranno altre 7 treni di questo tipo, quindi completando l'investimento di 9 treni previsto dal contratto di servizio. Oltre a questo si sta studiando assieme a Regione Veneto la possibilità nel contratto ponte che verrà inevitabilmente fatto in attesa della gara, dell'affidamento della nuova gara, ulteriori investimenti che daranno un impulso ancora importante alla qualità del servizio qui in Veneto. Sono stati fatti alcune modifiche anche organizzative e strutturali, ma anche nei turni di lavoro. Su questo impianto di Mestre oggi si lavora sostanzialmente anche di notte, anche in 3 turni, e questo ovviamente dà un grande vantaggio sull'affidabilità dei mezzi. Negli ultimi mesi la puntualità è salita di quasi 4 punti e questo già nella percezione dei clienti si sta riscontrando. Ovviamente ci sono sempre possibili problemi, quindi possibili inconvenienti, e su questo si sta facendo un ulteriore investimento importante, che è quello di collegare tutti i treni con un sistema di telediagnostica per prevenire in anticipo potenziali guasti. Questo migliorerà moltissimo l'affidabilità dei mezzi e ridurrà anche i costi.